Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro marietto veneziano. Da come avete visto il titolo, le nostre sibille chiacchierini oggi parlano se usciremo da questo periodo che può essere sentimentale o lavorativo, o magari ci sentiamo in gabbia con qualche predatore o qualche predatrice. Bene, quindi facciamo una bella mischiatina, le nostre sibille chiacchierine. Vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto e di attivare la campanella per il Degare Marietto Veneziano, eventualmente anche nei gruppi Facebook dove mettiamo i nostri circuiti radionici e radiostesici e chiaramente anche nel canale di Telegram dove negli arcieri Bertoldini, il Marietto Veneziano e il Degarat, coadiuvati da Milas, tengono ogni lunedì sera alle 20:30 un percorso esoterico gratuito. Bene, facciamo una bella mischiatina, le nostre sibille chiacchierine, faremo i nostri 3 mazzetti, cari amici e amiche, e poi vedremo un po' se usciremo da questo periodo, che è un periodo un po' impegnativo per tutti. Vediamo bene cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Facciamo 3 mazzetti, primo mazzetto, secondo mazzetto, terzo mazzetto. Bene cari amici, questi sono i 3 mazzetti delle nostre sibille interattive. Concentriamoci, mettiamo in pace la nostra mente, entriamo in vibrazione col mazzetto, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video, così che possiate concentrarvi maggiormente e entrare in vibrazione col mazzetto numero 1 o mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3 alla domanda: uscirò da questo periodo? Bene, fatto questo, iniziamo subito. Primo mazzetto, alla domanda: uscirò da questo periodo. Dottore, donna al servizio, speranza, gelosia e ladro. Beh, qui iniziamo subito in salita, dottore, quindi c'è qualcosa da mettere a posto. Vediamo donna al servizio che è in un certo senso in aiuto alla speranza, però vediamo che abbiamo gelosia e ladro, quindi questa stesa di sibille, diciamo che questo periodo sarà impegnativo, anche se noi abbiamo speranze, però abbiamo troppe cose che non vanno. Gelosia, dottore e ladro sono delle cose che ci tengono ancora legati in questo periodo un po' impegnativo. Vedete, metto meglio a favore di camera così che si hanno le idee chiare. Vedete, ladro e dottore, tutto quello che è in mezzo, gelosia, purtroppo. Noi siamo speranzosi, però vedete che tutte le altre carte purtroppo remano sempre contro. Quindi in questo periodo qui io direi che alla domanda se uscirò da questo periodo, che chiaramente si intende periodo importante, nefasto, impegnativo, direi che dobbiamo ancora remare, tirare i remi in barca e resistere. Il vostro marietto veneziano, comunque lo sapete che dalle pillole 17-18 in avanti, nelle sue radiostesia basic, lezioni di radiostesia basic, dà degli aiuti, quindi andate nel canale del Marietto a cercare queste pillole per un aiuto, soprattutto se avete scelto il mazzetto numero 1. Vediamo il mazzetto numero 2. Il mazzetto numero 2, sospiri, pensiero, amore, il nemico e la nemica. Anche qui, a parte un piccolo barlume di speranza, ci vediamo pensierosi, cerchiamo delle soluzioni, vedete, sospiri, pensiero e amore, però vediamo che abbiamo un nemico e dei nemici. Abbiamo dei nemici fortissimi che ci tengono legati ancora in questo periodo. Qui sicuramente è qualcosa di sentimentale, sembra che stia andando bene, vedete, amore, i nostri pensieri sono molto profondi, ci arrovelliamo intorno a questa cosa qua, però purtroppo vedete che avete troppi nemici che remano contro questo periodo, che in questo caso qui sembrerebbe proprio che voi stiate soffrendo perché avete sospiri e nemica, insomma siete anche lì, avete qualche freno, sospirate, ma i freni ci sono, cari amici. Anche per chi ha scelto il mazzetto numero 2, consiglio di andare a vedere lezioni di radiostesia basic del vostro marietto veneziano dalle lezioni 17 in avanti.
Bene, vediamo il terzo mazzetto se e come va, cosa ci dicono. Malinconia, viaggio, omaggio prezioso, messaggero e vecchia signora. Quindi cosa ci dicono qua queste carte? Queste carte ci dicono che siamo in uno stato molto particolare, cerchiamo un cambiamento e questi omaggi ci verrà dato sicuramente qualche soluzione, qualche aiuto e qualche messaggio e siamo stabili. Quindi qui diciamo che il cambiamento ci sarà perché vedete il cambiamento, il viaggiatore, e sarà anche questo cambiamento sarà anche allietato dagli omaggi. Avremo un messaggio, un aiuto da una persona molto importante, molto probabilmente stabile, che potrebbe essere anche una persona spirituale. Quindi la nostra malinconia verrà in un certo senso cambiata in questo periodo, quindi noi avremo sicuramente dei cambiamenti forti, importanti, guidati soprattutto da una signora stabile, da un personaggio molto solido, molto stabile, che ci manderà un messaggio di rinnovamento. Quindi per chi ha scelto il terzo mazzetto delle Sibille Chiacchierine, vostro Maretto Veneziano, dico che la cosa si farà, ci sarà un cambiamento molto importante e aiutato da un personaggio molto forte. Quindi io direi i primi due mazzetti, cari amici, se volete un aiuto vibrazionale andate nel canale del vostro Maretto Veneziano e guardatevi dalla 17ª lezione di radiestesia basic in avanti e cercate i circuiti per aiutare, per poter uscire da questo periodo nefasto a livello sia economico che magari anche sentimentale. Invece chi ha scelto il terzo mazzetto, cari amici, è tutto in discesa per voi. Bene, cari amici, il Maretto Veneziano ha finito qui questa pillola, vi ringrazio di avermi seguito fino qui, vi chiedo di iscrivervi al canale di Degana Maretto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima!